Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Promosso in paradiso ai funerali del piccolo Loris, la maestra legge la pagella del bambino morto diversi giorni dopo essere stato investito a Gela. Indagati 17 sanitari oltre ai conducenti dell'auto. Il caso della donna sbranata dal cane nel suo garage, l'addestratore, come riconoscere i segnali di un cane aggressivo. Ottantenne sventa la trappola del finto poliziotto e fa arrestare i truffatori. Si tratta di una vera e propria organizzazione con corrieri pronti a riscuotere denaro e preziosi in cambio del 25% del ricavato. In cella con la bombola d'ossigeno, la storia di un detenuto ammalato che fa la spola con l'ospedale. Scirocco e pioggia, un mix che fa ricadere sulla Sicilia uno strato di sabbia nel deserto per la gioia dei lavagisti. Oggi è la giornata europea del gelato, alimento amato da grandi e bambini, un settore che non conosce crisi con fatturati sempre in aumento. Calcio, pari rimpianti per il Catania che recrimina per un rigore non concesso. Toscano ringrazia i tifosi, Messina e Trapani tra speranze e crisi. A Gela un'intera città si è fermata per l'ultimo saluto a Loris, il bambino di 9 anni morto dopo un incidente stradale, un dolore collettivo che si mescola ad un'inchiesta ancora aperta. Sentiamo GR Italia. Gela ieri ha smesso di respirare. Le strade del quartiere Settefarine dove Loris sfrecciava in bicicletta lo hanno visto passare per l'ultima volta dentro un feretro bianco, troppo piccolo per contenere un dolore così grande. Migliaia di persone in silenzio hanno accompagnato il suo ultimo viaggio che si è fermato davanti alla scuola Don Bosco dove i cancelli si sono aperti come ogni mattina, quasi a volerlo trattenere ancora un po'. Poi l'ingresso nella chiesa di San Sebastiano piena fino all'inverosimile, in prima fila i genitori distrutti da settimane di sofferenze e speranze spezzate, accanto alla bara, la maglia numero 7 della Juve e i compagni della scuola calcio con uno striscione d'addio. Le parole di Don Daniele Centorbi sono un monito che pesa su tutti. Oggi Loris dobbiamo chiederti scusa se come adulti non siamo riusciti a proteggerti e a darti un mondo più sicuro. Poi il momento più toccante, la dirigente scolastica dell'istituto Don Bosco, Rosalba Marchigiana, prende la parola. La voce trema quando legge la sua ultima pagella. In coda alla pagella c'è scritto ammesso alla classe successiva. Sarà in classe del pezzo. Un silenzio irreale e poi le lacrime, ma oltre al dolore restano le domande. La procura di Gela indaga sull'incidente, mentre quella di Palermo ha aperto un fascicolo su 17 medici e operatori sanitari. Loris, dopo il ricovero in ospedale, sembrava migliorare. Poi le dimissioni, il peggioramento improvviso e il decesso a Palermo. Adesso un perito dovrà stabilire se un errore medico possa aver aggravato la sua condizione o se la sua morte sia stata una conseguenza inevitabile del trauma. Fuori dalla chiesa, intanto, il rombo della minicross del fratello gemello prova a coprire le lacrime. Poi un applauso, i fumogeni degli ultras del Gela e centinaia di palloncini bianchi che salgono in cielo, portando via con sé il nome di Loris. Ma sulla sua morte la verità è ancora tutta da scrivere. E mentre, come avete sentito, si indaga per capire se ci sia dietro anche un caso di mala sanità, sentiamo l'analisi della Fondazione Gimbe sulle carenze del sistema sanitario in Sicilia. Questi piani di rientro, che si chiamano in realtà piani di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari regionali, sono serviti a mettere a posto i conti, ma non hanno permesso di rilanciare i servizi, anche perché nel frattempo sono arrivati grandi tagli alla sanità. Quindi oggi in vera sostanza il vero problema qual è? Che tutta la sanità del Mezzogiorno di fatto è rimasta, non solo è rimasta indietro rispetto alle regioni del nord, ma il gap si continua ad allargare continuamente, aumenta la mobilità sanitaria, peggiora la qualità dei servizi, quindi qua ci vuole un vero e proprio piano straordinario per la sanità del Mezzogiorno, ma non un dato per tutti, voglio dire, il personale infermieristico è molto meno presente nelle regioni, in tutte le regioni del sud, quelle che stanno in piano di rientro, che nelle regioni del nord. È chiaro che oggi con tutti questi anziani e con pochi infermieri si fa molta fatica a garantire la qualità dell'assistenza sia in ospedale sia anche sul territorio. I cittadini dal punto di vista della protezione della sanità pubblica, cioè da questo paracadute che li proteggeva un po' da tutti i problemi di salute, sta cominciando a venire meno. Bisogna rafforzare e rilanciare la sanità pubblica dove questi episodi di violenza non rappresentano fenomeni isolati, ma sono una spia molto più evidente di quelli che sono proprio questi segni di ridotta coesione sociale.
Un cane equilibrato non aggredisce. Abbiamo sentito un addestratore sul caso della donna trovata morta, aggredita presumibilmente dal suo cane o da un gruppo di randaggi. Sentiamo Desiree Ferlito. Erina Licari, uccisa dal suo cane o da un branco di randaggi. Queste le ipotesi vagliate al momento dagli inquirenti che indagano sul caso. L'autopsia disposta nei prossimi giorni servirà a chiarire alcuni aspetti di questa vicenda. I familiari della vittima sembrano propendere per l'attacco di uno o più randaggi che si vedono spesso circolare nella zona dove è avvenuto il fatto. Non è possibile sia stato lui. Ma come può un cane di famiglia diventare all'improvviso un temibile predatore? Un cane equilibrato tecnicamente non dovrebbe mai arrivare ad avere degli atteggiamenti simili a questo punto. Si dovrebbe al solito lavorare in prevenzione, dove a 4 mesi faccio magari una consulenza con un professionista per conoscere effettivamente il carattere del mio cane. Siamo a Petrosino, in provincia di Trapani. La donna di 62 anni si reca nel garage della sua abitazione alle 19:30 per portare da mangiare al meticcio, come era solita fare. Verrà trovata dal marito riversa a terra in una pozza di sangue. Vicino la ciotola piena dell'animale, ancora legato. C'è da chiedersi come mai il cane era legato, se comunque dava delle problematiche appunto per cui era in questa situazione. Poi naturalmente un classico gesto dove io mi presento con del cibo e mi abbasso di scatto magari davanti agli occhi del cane. Se il cane non ha molta fiducia o relazione con quella persona, può fare scattare appunto magari un conflitto sul cibo stesso. Rimane aperta anche la pista di un'aggressione ad opera di randaggi. Possibile che Erina si sia imbattuta improvvisamente in un branco e non abbia avuto il tempo di difendersi. Una persona è morta in un incidente stradale che ha coinvolto 2 auto sulla A19 in direzione Catania all'altezza di Agira. La carreggiata è stata chiusa al traffico, fa sapere l'ANAS. Una ottantenne non cade nel classico tranello e fa arrestare i suoi truffatori. Fallisce dunque il trucchetto del falso poliziotto. Tonino De Mana. L'intuito è la lucidità di un'anziana contro la sfrontatezza di 2 truffatori. Ha avuto la meglio l'Arzilla Vecchietta che, fiutato il pericolo, ha fatto arrestare 2 giovani, un 21enne di Catania ed un 24enne di Ragusa. Solito l'escamotage, ovvero la tecnica della telefonata che annuncia l'inesistente imminente arresto del figlio perché coinvolto in un incidente in cui sarebbe morta una donna incinta, evitabile consegnando ad un emissario in arrivo gioielli e preziosi. Diverso e a lieto fine l'epilogo con l'anziana che mette in pratica suggerimenti e consigli appresi dalle campagne di informazione per evitare di essere raggirata. Così, mentre era ancora al telefono con il fantomatico comandante della polizia, la vecchietta manda un messaggio alla figlia chiedendole di avvertire le forze dell'ordine. Immediato l'intervento della polizia, quella vera, che raggiunge l'abitazione della vecchietta nel quartiere di Picanello, intercettando il 26enne mentre stava suonando al campanello per recuperare quanto pattuito telefonicamente. Stessa sorte è toccata al complice che al posto della borsa con i preziosi si è ritrovato con le manette della polizia. Ai 2 truffatori è stato contestato anche il reato di tentata estorsione. Le indagini hanno permesso di accertare la presenza di una vera e propria organizzazione con corrieri che vengono attivati tramite SMS pronti a riscuotere denari preziosi nelle case delle vittime in cambio del 25% del valore del ricavato. Nella fattispecie, grazie all'Arzilla Vecchietta, nessun ricavato, ma viaggia a bordo di una volante della Polizia di Stato. A Messina adesso, dove una donna è stata aggredita e vessata per mesi dall'ex compagno che oggi è finito in manette. Francesco Triolo. Atti persecutori, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e furto aggravato ai danni dell'ex compagna. Con queste accuse un 27enne di origine egiziana è stato arrestato già a Messina dalla squadra mobile. Le manette sono scattate al termine delle indagini portate avanti alla sezione che si occupa di reati contro la persona e reati sessuali con il coordinamento della procura diretta da Antonio D'Amato. Un'altra storia di relazione tossica, quella emersa. I fatti in particolare risalgono al mese di febbraio, quando al termine della relazione sentimentale il 27enne aveva cominciato a tempestare la vittima di telefonate per poi presentarsi presso la sua abitazione ed una volta dentro aggredirla fisicamente e costringerla a subire un rapporto sessuale. Da quel giorno l'uomo l'avrebbe costretta a convivere sotto lo stesso tetto, continuando le sue azioni vessatorie anche fuori dall'abitazione ed abusando in altre circostanze della vittima.
Uno spacciatore prendeva le ordinazioni in piazza Iolanda a Catania e poi prelevava a casa la droga. Un sudamericano è stato arrestato dai carabinieri nel suo appartamento in via Umberto. Hanno trovato cocaina e marijuana del valore di 15.000 euro e anche le attrezzature per preparare le dosi. E sempre a Catania la polizia ha arrestato un ventenne che spacciava crack e marijuana nascondendoli nel vano del contatore del gas di un edificio nel quartiere di San Giorgio. Da mesi un detenuto fa la spola tra il carcere dove sta in cella con la bombola d'ossigeno e l'ospedale. L'unico penitenziario che potrebbe ospitarlo per le sue condizioni di salute si trova a Messina. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Dal carcere al reparto detenuti del Cannizzaro e poi di nuovo in cella a Piazza Lanza, quindi ancora una volta in ospedale, sempre con la sua bombola di ossigeno. Una spola che va avanti da mesi, quella di Luciano Francesco Iannuzzi, la cui storia viene raccontata dal quotidiano La Sicilia con un articolo firmato da Laura Di Stefano. Il 57enne sta scontando una condanna per droga per fatti commessi nel 2012. È ritenuto responsabile di far parte di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Il mese scorso è arrivata la sentenza definitiva e la Procura Generale ha emesso l'ordine di carcerazione nonostante il suo difensore, l'avvocato Barbara Ronzivalle, ne avesse chiesto la sospensione per gravi motivi di salute. Ciò che ci rammarica in questa vicenda è soprattutto la circostanza che il magistrato di sorveglianza, a seguito di una consulenza medica allegata all'istanza di differimento della pena, non abbia sentito la necessità di nominare un consulente d'ufficio che potesse in qualche modo confermare quello che la consulenza medico di parte di ben 114 pagine aveva appunto affermato, cioè l'assoluta incompatibilità del mio assistito con il regime carcerario. Il 9 aprile una nuova udienza. Ancora morti sul lavoro, un elenco che non accenna a fermarsi. Marco Gullà. Si continua a morire mentre si è al lavoro. 2 gravi incidenti a Palermo nel giro di una settimana dopo il caso in città dell'antennista Salvatore Aurilio precipitato da un tetto e dichiarato in stato di morte cerebrale. Un'altra tragedia si è verificata a Polizzi Generosa dove ha perso la vita Gandolfo Cascio, 49 anni, artigiano esperto nella lavorazione del ferro, deceduto all'ospedale civico dopo una rovinosa caduta da una scala mentre lavorava in un garage all'ingresso del paese. L'uomo ha perso l'equilibrio volando a terra per causa ancora da accertare. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso. Nonostante le stragi e i ripetuti morti che continuamente ci sono nella nostra provincia di tutti i settori, la politica resta sorda, la politica regionale e la politica nazionale. Tutto questo legato ad appalti senza nessuna logica, al massimo ribasso, che poi vengono scaricati sui lavoratori. È stato colto da malore mentre era in console anche un DJ palermitano. L'uomo ieri sera stava animando una serata danzante a Carini, poi il malore e il decesso. Scoperto a Trapani un giro di false fatturazioni per inesistenti vendite di pesce per ottenere i rimborsi previsti a suo tempo dall'emergenza Covid. I finanzieri hanno sequestrato beni per 1.700.000 euro a 5 persone e 3 società che appunto simulavano compravendite di pesce tra 2 aziende, una di Mazzara del Vallo, l'altra di Anzio in provincia di Roma. La Sicilia sta facendo i conti con la sabbia del deserto che in queste ore sta cadendo abbondante buona parte dell'isola per la gioia dei lavagisti. Francesco Aloi. In scooter sfidate la sabbia del deserto. Non è un problema, è solamente un po' di sabbia, un colpo di pompa si toglie tutto. Alzi la mano chi ha l'auto pulita. Forse nessuno, perché in questi giorni la Sicilia fa concorrenza al deserto. La sabbia del Sahara infatti sta ricadendo in gran parte dell'isola e lo si vede anche da qui. Sì, me l'aspettavo perché è troppa differenza climatica e quindi mi aspettavo un tempo del genere. È antipatica perché magari il clima non ti fa stare tanto bene, la vista non è delle migliori, però dobbiamo conviverci, non ci possiamo fare niente. E c'è chi vorrebbe creare la giornata mondiale del lavagista, che dovrebbe coincidere proprio con giorni come questi. Per qualcuno è la loro festa. È come se cade una manna dal cielo, del resto noi con la nostra attività siamo dipendenti dal meteo, quindi quando ci sono le brutte giornate non si lavora e cerchiamo di fare incassi e di recuperare quando arriva questa terra dall'Africa.
Secondo gli esperti la settimana appena iniziata potrebbe essere all'insegna della pioggia. Meteo instabile, ma temperature massime che si aggirano attorno ai 20 gradi, soprattutto nella fascia orientale dell'isola. Lo vediamo dalle nubi, l'aria sovrascorre le coste del Nord Africa portando pertanto aria di origine desertica. E quando tornerà il sole splendente, tutti pronti per la corsa dal lavagista, perché l'attesa potrebbe essere più lunga di quella alla posta. Un'intensa attività stromboliana è in corso sull'Etna. La nuova fase eruttiva non è osservabile a causa delle condizioni meteo e la presenza di nebbie, ma emerge dagli strumenti di controllo dell'INGV, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, che ha visto anche una nube eruttiva di cenere che si disperde in direzione nord-est, ovvero verso Messina e la Calabria. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, ma restate con noi perché tra poco parleremo di gelato. Oggi si celebra la giornata europea del gelato, un settore che non conosce crisi. Luca Ciliberti. E voi vendete gelato tutto l'anno? Sì. E lo richiedono tutti tutto l'anno? Sì, assolutamente. Oggi si celebra la giornata europea del gelato. Amato da grandi e piccini, consumato tutto l'anno, per i nutrizionisti sostituisce in alcuni casi anche un pasto. Ce n'è uno per tutti i gusti. Eravamo venuti per questo, gelatori e gli altri gelati. Meno male. E invece ha preso? Ricotta e figli. Pistachio. Il gusto più richiesto è il pistacchio di Bronte, soprattutto dai turisti che, essendo che vengono qui per il pistacchio, chiedono qualcosa di tradizionale e tipico della Sicilia, e quindi noi consigliamo sempre il pistacchio. Un mercato, quello del gelato artigianale, sempre in crescita, che ha registrato in Italia un fatturato quasi pari a 3 miliardi di euro nel 2024, con una crescita compresa tra lo 0,5% e l'1% rispetto al 2023, mantenendo stabile il numero di oltre 9.300 gelaterie integrate da 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar, per un totale di oltre 39.000 punti vendita. L'Italia è leader nel mercato europeo. Abbiamo mangiato la brioche col gelato. Che gusto? Pistacchio e babà. Minchia. Il Sud Italia traina le vendite e la Sicilia tra le regioni che ne consuma di più. La media nazionale è di 2 kg per ogni abitante. Con un coppetta il costo di porzione piccola si attesta intorno ai 2,70 €, con picchi che possono arrivare anche a 5 € nelle città turistiche. E siamo agli spettacoli, 2 teatri gemellati, Catania e Modica, per dare vita ad un grande concerto. Veronica Barbarino. Grande musica al Teatro Garibaldi di Modica. L'orchestra del Bellini di Catania, diretta dal maestro Riccardo Bisatti, insieme al pianista Giovanni Bertolazzi, ha incantato il pubblico con la potenza delle musiche di Beethoven e Mendelssohn. Dopo 2 spettacoli andati sold out a Catania, l'imperatore dei concerti arriva sul palco modicano all'interno della stagione promossa dalla Fondazione, con cui il Teatro Etneo collabora da tempo. Una collaborazione ormai quasi decennale, devo dire, perché cominciata al tempo in cui il maestro Giovanni Culcrera fu direttore artistico insieme a me sovrintendente. Da allora ovviamente Giovanni è volato sul tetto del Teatro Massimo Bellini, ma la collaborazione è rimasta anzi più forte. Teatro Massimo Bellini impegnato nella operazione di decentramento, ancora una volta una tappa a Modica. Grande entusiasmo anche perché le masse orchestrali e le masse del coro, i nostri tecnici sono ben felici di essere presenti in un teatro come questo. Un maestoso concerto in equilibrio tra solista e orchestra, un viaggio nella tradizione musicale europea per una serata di altissimo prestigio, a riconferma di una sinergia che amplia l'offerta culturale nel sud-est siciliano.
Ci fermiamo su queste note, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare fra l'altro delle recriminazioni del Catania dopo la partita col Crotone. Siamo al calcio, pari ai rimpianti per il Catania che recrimina per un rigore non concesso. Tonino De Mano. È mancata la vittoria, non la prestazione, tanto che alla fine dagli spalti sono arrivati anche gli applausi, segno evidente di un feeling ritrovato con la tifoseria. Al Massimino Catania e Crotone si dividono la posta e lo 0-0 finale sta addirittura stretto agli etnei che recriminano per un palo e la mancata concessione di un rigore. Un pizzico di delusione c'è per aver avuto la possibilità di accorciare le distanze proprio dai calabresi, ma il pareggio va preso anche con moderata fiducia, considerato che allunga la striscia positiva ed è arrivato contro una delle squadre più in forma del campionato. Come anticipato da noi alla vigilia, mister Toscano punta sugli stessi 11 vittoriosi nel derby con il Messina. L'unica eccezione è De Paoli al posto di Montalto, annunciata in formazione e poi fermato nel prepartita per un fastidioso dolore alla schiena. Match equilibrato, ma è il Catania a sfiorare più volte il vantaggio con D'Alterio che salva su Gherardi e quindi su Di Gennaro e Quaini. Alla mezz'ora il Catania protesta per un presunto tocco di mano in area scaturito da un tiro di Gimenez, poi la conclusione di Lunetta che D'Alterio devia sul palo. Prima dell'intervallo l'occasione migliore per il Crotone con la rovesciata di Murano che si spegne al lato. Nella ripresa Toscano cambia qualche pedina ma l'attacco punge poco, forse per mancanza di rifornimenti, e il Crotone si fa più intraprendente. Finisce 0-0 tra gli applausi degli oltre 15.000 presenti. Mister Toscano gradisce. Dal punto di vista della prestazione sono contento perché la squadra ha fatto la partita che doveva fare, cercando di farsi trascinare dal pubblico che oggi ringrazio, che ci è stato vicino e ci ha sostenuto. E domenica c'è il derby con il Trapani. E andiamo adesso a vedere con Francesco Triolo la situazione in casa Messina e Trapani. C'è chi vive di speranze e chi oggi è in confusione. Il momento di Messina e Trapani non è dei più semplici, ma per motivi diversi. Prendiamo i giallorossi, ultimi in classifica, con una situazione societaria al limite, ma dopo la vittoria di Giuliano almeno si respira più fiducia, più speranza, per una prestazione di grande carattere e senso di appartenenza, per il distacco dalla Casertana, che si è ridotta a 6 punti. In questo momento il play-out si disputerebbe, ma c'è ancora un finale di campionato, tutto da scrivere, soprattutto fuori dal campo. Ci siamo avvicinati e noi continuiamo in questo modo. Ora siamo vicini a delle scadenze e le istituzioni, il sindaco devono accelerare questa roba qua, perché questa è una squadra di una città importantissima. Con tutto il rispetto per le altre squadre che ci sono nei tornei, questa è una squadra di una città importantissima, con una storia importantissima e con dei tifosi incredibili, quasi commoventi per quello che fanno in casa e fuori casa, e quindi le nostre istituzioni, la nostra città ci deve prestare molta attenzione e i ragazzi lo fanno tutti i giorni sul campo. La partita di sabato contro l'Altamura diventa quindi decisiva per alimentare la speranza. La confusione invece è in casa Trapani, dove volano gli stracci dopo la sconfitta di Cava dei Tirreni, la quinta consecutiva. Il presidente Antonini ha sputato fuoco attraverso i social contro squadra, Viotti in particolare per l'espulsione, e soprattutto contro l'allenatore Vincenzo Torrente, invitandolo a dimettersi. Pronto il quinto allenatore della stagione, Di Gaetano o il ritorno di Aronica? Trapani lontano dalla zona a rischio, ma stagione considerata certamente fallimentare rispetto alle ambizioni estive. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 19. A tutti un buon pomeriggio.